che nel IX secolo d.C. Piazza San Marco viene scelta come il centro della vita di Venezia. Perché? Perché se voi prendete la mappa di Venezia, vedete, siamo al centro della città e siamo anche alla confluenza dove arrivano le due vie acquee, quindi Canal Grande e Canale della Giudecca, maggiori. Il collegio serviva a coadiuvare, quindi se vogliamo aiutare il doge nella sua attività, ma soprattutto controllare il doge. Coadiuvare, ma controllare. Nel momento di massimo crescita demografica, che è il 1500, dove Venezia c'è una grande crescita, appunto un periodo di vittorie e anche quindi grande crescita, diventano 2500 i membri, sono tantissimi, ok? E quindi siedono, immaginatevi, vedete queste file che erano qui, che attraversavano. Quindi per la paura del potere che aveva la Repubblica si mettono tutti insieme, la cerchiano e cercano di schiacciarla. Ma Venezia non si farà schiacciare, anzi, dopo un primo momento di crisi, vedete come adesso Venezia corre con la spada in mano, brandisce la spada e il leone è pronto ad attaccare. Quindi Venezia è potente, voi capite come la potenza veramente di una Repubblica in grado di tenere testa ai più grandi stati europei italiani dell'epoca. Il Maggior Consiglio, muore il doge, si riunisce e dice: chi eleggiamo adesso? E tutti: Francesco Morosini, quindi alla prima tornata, alla prima elezione, con la maggioranza assoluta vince subito, cioè lui non c'è dubbio, lo vogliono, è il loro eroe nazionale e l'eroe nazionale deve guidare la città, ma viene eletto nel 1688 quando è ancora in mare. In realtà ci vedono bene alla fine del 1400, quando sale Agostino Barbarigo, che è un doge che ha favorito delle persone in cambio di denaro, e quindi lo scoprono e tratterranno 9.700 ducati dal suo asse ereditario.